Als P1 rivoltei che un semestre da mansioso ci hanno portato. Non hanno il tu da giocare è Don Carlo Vittoria, un nero. Allora devo sapere perché è stato fatto il sorteggio di conseguenza. Amici fortissimi appassionati di calcio, ben trovati allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo di Fonte. Don Carlo Misilmeri e Vittoria per la semifinale del campionato regionale Juniores. Partita tutta da vivere, tutta da seguire. Ormai siamo vicini alla discesa, alla conclusione di questo campionato riservato alla categoria Under 19. Don Carlo Misilmeri e Vittoria che vedono ormai lo striscione dell'arrivo, vedono la finale che ricordo si giocherà tra 7 giorni esatti. Dall'altra parte del tabellone Real Siracusa, Belvedere e Messana, che dovrebbero essere in campo anch'esse con il fischio d'inizio alle ore 16:30. Ma intanto da seguire questo incontro particolarmente importante, particolarmente interessante anche per quelli che sono i presupposti per offrire queste due squadre arrivate in maniera un po' diversa a questa fase. Don Carlo Misilmeri che ha praticamente dominato fin dall'inizio questa stagione, stravincendo il girone A palermitano, arrivando a questo punto della stagione con 2 larghe vittorie contro Monreale e Unitas Sciacca. Vittoria che invece arriva dopo essersi qualificato come migliore seconda nel raggruppamento ragusano e che ha effettuato un percorso poi un po' più tranquillo nella fase a eliminazione diretta. Ma intanto pronti ad assistere a questo incontro col calcio d'inizio che verrà dato dalla Don Carlo Misilmeri, a breve anche la lettura delle formazioni della sfida, con Don Carlo che gioca con maglia gialla con banda obliqua rossa, pantaloncini gialli e calzettoni bianchi, mentre inizia in questo momento la partita. Risponde con un completo viola il Vittoria. Don Carlo che gioca il primo pallone di questa partita con De Caro Romano lì dietro, il portiere Chinnici. Approfittiamo per dare le formazioni partendo Don Carlo Misilmeri che schiera appunto Chinnici in porta, poi in ordine numerico con il 2 De Caro, con il 3 Pesetti, con il 4 Romano, con il 5 Bonaccorso, con il 6 Di Spezio, con il 7 Lovico, con l'8 Ingrassia, con il 9 Pellegrino, con il 10 Caracappa, con l'11 Lo Gerfo. Dall'altra parte Vittoria con Francesco Romano, portiere, che ha appena servito il pallone ai compagni, punto in porta. Poi con il numero 2 Beca, con il numero 3 Roberto Busacca, con il numero 4 Cappello, numero 5 Migliorisi, numero 6 Mititelu, numero 7 Occhi, 4 Bullo, 9 Barresi, numero 10 Zoppo, numero 11 Colletta. Pallone recuperato proprio da Beca, però Caracappa, un possesso
raddoppiato e fermato col fallo dall'intervento di Veca, quindi punizione Don Carlo. Che priva di Federico Sino, bloccato a Palermo dalla febbre. In panchina c'è anche Francesco Virzi, che però non versa in brillanti condizioni fisiche. Botta alla gamba sinistra per lui proprio nella gara giocata a Castellammare del Golfo contro l'Unitas Sciacca, gara vinta in maniera abbastanza comoda dalla squadra di mister Giampaolo Lobue, che qui attacca col calcio di punizione sul pallone Peppe Romano, in gol 3 volte nella prima gara eliminazione diretta contro il Monreale. In 6 della Don Carlo a saltare, parte la rincorsa di Romano che mette al centro, colpo di testa da parte di Cappello, poi insegue la palla De Caro, l'appoggio a Pellegrino, occasione importante per lui dal primo minuto. Proprio l'assenza in contemporanea di Sino e Virzi ha indotto mister Lobue a schierare 2 punte dal primo minuto, e tanto altro calcio di punizione. Romano sul punto di battuta, sono 3 gli uomini in barriera, non si fida l'altro Romano in campo, ovvero sia Francesco Romano, il portiere. L'altra cosa è che c'è anche un vento abbastanza importante che potrebbe indurre gli stoccatori a cercare anche la conclusione da distanze un po' più proibitive. Fischia l'arbitro, la battuta di Romano sul secondo palo, smanaccia Francesco Romano, poi la palla diventa proprio Pellegrino, il controllo della palla persa. Allora attenzione a Migliorisi che spinge la ripartenza del Vittoria, il servizio centrale per Mititelu. Bullo, lancio lungo, troppo lungo per tutti, Chinnici può intervenire con calma, serve subito Di Spezio. Pesetti sul pallone, il capitano, la formazione juniores della Don Carlo, il lancio, la sponda di Rogerfo, Caracappa fermato, poi cerca di rovesciarla in avanti, non ci sono compagni, allora Francesco Romano può farla sua. Migliorisi allarga su Busacca che va a lungo, poi servizio in avanti a cercare Barresi, fermato però da buona corsa, non riesce a tenerla, fallo laterale per il Vittoria con Busacca, il capitano della squadra in maglia bianca e viola, di testa ancora Ismaele Bonaccorso in avanti, poi prova ad arrivare con un po' di ritardo Lovico che commette fallo, calcio di punizione. Sul pallone ci sono Zocco e il capitano Busacca. La battuta di questo calcio di punizione con Busacca che la scodella in mezzo, alza la bandierina, l'assistente è fuori gioco, credo di Colletta. E calcio di punizione per la Don Carlo. Tra l'altro sono rimasti ad assistere alla partita anche alcuni rappresentanti della San Cataldese, squadra che milita, ricordo, nel girone I del campionato di Serie D, squadra ormai tranquilla e salva per il secondo anno consecutivo nella massima competizione dilettantistica nazionale, reduce tra l'altro dal bellissimo pareggio al Massimino di Catania contro i dominatori del campionato. Abbiamo intravisto, perché la palla esce, c'è una rimessa per la Don Carlo, abbiamo intravisto mister Pietro Infantino e il suo assistente Curzio Sclafani, stanno assistendo alla gara, magari anche con un occhio di riguardo verso qualche giovane. Battuta in avanti a cercare lo Gelfo, fermato, la palla non è uscita, allora prova a ripartire il Vittoria, la palla in avanti alla ricerca di Barresi, poi Ochi, fermato da Giuseppe Romano, col fallo secondo il direttore di gara, calcio di punizione.
Vittoria verso l'area di rigore dove c'è Colletta, non ci arriva il numero 11 della formazione bianca e viola, allora che partirà dal fondo Matteo Chinnici. Di Spezio, palla per Pesetti, sponda di Lovico, poi ancora Pesetti che lancia lungo a cercare le 3 punte. Pellegrino arriva dall'altra volta Ingrassia, palla per Caracappa, servito adesso Ingrassia, colpo di testa da parte di Busacca, poi ancora Bonaccorsi in anticipo, la porta fuori, serve Caracappa che gira di prima forse con un po' troppa fretta, allora Ochi, poi Romano col tacco, un po' complicata questa palla per Pesetti che riesce ad arrivare di testa sull'attacco di Colletta, poi Lovico non la tiene in campo, allora sarà fallo laterale per la squadra che da sorteggio è ospite. Bene, qui il controllo De Caro, poi palla profonda di Ingrassia intercettata da Busacca, lancio lungo, preso in controtempo Colletta che voleva il servizio in verticale in profondità, niente da fare però, e allora rimessa per la Don Carlo Misilmeri. Di Spezio, Pesetti, buono che il dribbling, può avanzare il terzino sinistro che poi forse viene colpito, l'arbitro e il guardaline soprattutto non se ne avvedono, in ogni caso Veca ha toccato per ultimo, la rimessa sarà per la squadra oggi in maglia gialla, mentre il direttore di gara chiama a sé Veca dicendogli molto chiaramente qui comando io. Decisione del direttore di gara, la rimessa per la Don Carlo con Pesetti, Lo Gelfo non trova la sponda, c'è sulla seconda palla Lovico che però sbaglia, Ingrassia aggredisce Ochi, lo aggredisce però fallosamente, allora punizione Vittoria già battuta. Zocco, Busacca cerca ancora il suo numero 10, Zocco passa per vie centrali con il servizio per Cappello che riesce ad evitare un avversario, ancora Cappello, la sterzata, molto bene Romano, allora avanti a Don Carlo in superiorità con Caracappa, il dribbling, servito poi Lovico che va in profondità a cercare la corsa di Lo Gelfo, si stacca dall'area Lo Gelfo, prova a tenerla contro Migliorisi, l'ultimo tocco è secondo il direttore di gara almeno così sembrava, inizialmente aveva indicato dall'altra parte, poi deciso grazie al guardaline di assegnare la rimessa alla Don Carlo, perde palla Caracappa di testa, buon accorso senza rischi, poi altro colpo di testa in avanti di Zocco, recupera Ingrassia, Pellegrino ancora Ingrassia, Lovico, le vesti di capitano Lovico con De Caro ovviamente, questo cross fiondato, poc'anzi aveva erroneamente assegnato la fascia a Pesetti, in realtà il capitano è proprio De Caro che qui di fatto offre un assist a Francesco Romano, le fa salire i suoi compagni, la mette giù, va a rinvio, oltre il centrocampo, di testa De Caro, Lovico in avanti per Pellegrino, affrontato fallosamente da Migliorisi, l'arbitro lo lascia giocare, poi Lo Gelfo, vantaggio che a questo punto non si è concretizzato, il direttore di gara che però lascia giocare, Di Spezio, Caracappa, controllo, palla addomesticata col destro dall'ex Primavera del Palermo che viene affrontato fallosamente da Colletta, punizione, siamo nell'11° minuto, punteggio sempre di 0-0, ancora nessuna palla gol da annotare in questa semifinale del campionato regionale. Io adesso ricordo tra 7 giorni la finalissima, vedremo anche quale sarà l'altra finalista con il prosieguo della gara, anche degli aggiornamenti qui Romano a ridosso dell'area di rigore, la sua sfera, pallone servito a largo per Mititelu, poi si comincia da capo, ancora Romano, lancia dalle parti di Busacca, controllo di Busacca, poi Zocco, lungolinea a cercare la corsa di Barresi, lo anticipa, lo ferma Ismaele Bonaccorsi. Ancora nessun aggiornamento dalla sfida tra Rialzi Ragusa, Belvedere e Messana.
con questa rimessa a cercare l'area di rigore con la palla di Brullo allontanata. Allora prova ad uscire con la Doncallo con Pesetti, spinge il terzino di fronte, ma al lancio lungo per tutti. Forse un po' troppa frenesia nella giocata di Davide Pesetti. Qui intanto la pressione di Caracappa che per poco non porta alla palla recuperata su Cappello, poi la girata direttamente fuori da parte, se non ho visto male, di Beca che è a terra. Rimessa per Pesetti, cerca lo Gerfo, affrontato proprio da Beca. Ancora lo Gerfo, la tiene, usa il fisico, poi usa il sinistro per crossare. Palla respinta, rimane in attacco la Doncarlo, pallone che finisce sugli spalti del Valentino Mazzola. E allora altro pallone in arrivo. Questo fallo laterale affidato ancora a Pesetti. Cercato nuovamente lo Gerfo contro Beca. Ancora il contrasto tra i due, lo Gerfo prova a tenerla, raddoppiato e fermato però. Lo Gerfo costretto a saltare la gara contro l'Unitas, reduce da un gol contro il Monreale. Qui ancora lo Gerfo con la palla messa in mezzo, esce Romano, perde forse l'attimo per servire Oki in profondità, tiene del Vittoria, fa salire i compagni, vuole la palla lunga il numero 1 del Vittoria, palla che però rimane più alta che lunga, allora la controlla Lovico, fermato però, giocata un po' troppo leziosa del numero 7 oggi in maglia gialla. Beca per vie centrali Cappello, poi il contrasto falloso di Bonaccorso, punizione Vittoria. Pallone Cappello, sono già in 5 del Vittoria a tendere il pallone sulla linea dell'area di rigore con Zocco che è lì al limite. La palla scodellata da Cappello, scorre pericolosamente, poi il tiro piazzato, la parata di Chinnici sul tentativo di Brullo, primo tiro della gara qui a San Cataldo, tiro che però non coglie di sorpresa l'estremo difensore della Doncarlo. Qui colpo di testa di Mititelu, mette giù Lovico ma sbaglia, allora attenzione al tentativo di ripartenza con Bonaccorso che anticipa Barresi, anticipa anche il suo portiere, palla in calcio d'angolo, il primo della partita. Mini fase dell'incontro favorevole al Vittoria che batte il primo corner della gara quando siamo quasi allo scadere del primo quarto d'ora di gioco. La battuta nel cuore dell'area, di testa mette fuori Lovico, poi Zocco prova a crossare col sinistro, viene ribattuta, la palla arriva al limite dove c'è Colletta che la gira pericolosamente, non ha sufficienza però per scavalcare Chinnici. Carlo che torna a giocare al Mazzola dopo quasi 3 anni dall'ultimo precedente però riguarda la prima squadra. In quel caso la gara finì 3-2 in favore della formazione di Settinelli, che poi alla lunga avrebbe vinto il campionato con quella strana formula della finale poi vinta contro l'Acragas. Intanto calcio di punizione per la Doncarlo. Siamo a circa 25 metri dalla linea di porta. Sul pallone Peppe Romano, c'è anche Lovico, ma abbiamo pochi dubbi su chi andrà a calciare. D'altronde Romano vanta già
2 tentativi a segno contro il Monreale, invece si sposta, tocca a Lovico, anche lui col sinistro. C'è fischio, la battuta di Lovico, la parata in 2 tempi da parte di Francesco Romano. Centrato la porta il numero 7 della Don Carlo, tra l'altro al rientro, che ha saltato per infortunio la partita con Monreale, ha giocato uno spezzone contro l'Unitas Sciacca e adesso torna titolare, lui che titolare lo è stato a lungo nel poderoso cammino della Don Carlo nel girone A provinciale, vinto nettamente con 3 giornate di anticipo. Qui Bonaccorso stacca bene, poi tocca Ingrassia, Busacca per vie centrali, cerca Colletta che viene fermato, poi Ingrassia non arriva, Romano con recupero, pressing ai suoi danni, Romano in mezzo, riesce a passare, poi rischia di perderla, alla fine la perde Colletta, al limite il tocco per Zocco, protegge qui molto bene De Caro, l'uscita di Chinnici, proprio il capitano della Don Carlo a ricevere dal suo portiere. Servizio per Di Spezio, Pesetti, Caracappa viene incontro, poi la palla sbatte addosso a Lovico, direttore di gara che vede però un ultimo tocco da parte di un giocatore del Vittoria. Allora fallo laterale della squadra di Lobue, sponda tentata da Logerfo, poi Caracappa prova a passare, viene fermato, Brullo, poi il passaggio dei centrali su Zocco, evitato Ingrassia, Logerfo prova a dare una mano ma la palla è già dalle parti di Occhi trattenuto da Logerfo, fallo ed è un provvedimento disciplinare contro il numero 11 avversario, il numero 7 in maglia viola. Non è di questo avviso il direttore di gara. La punizione dunque affidata a Roberto Busacca, che attende solo il fischio all'arbitro. Questo va a servire corto su Zocco, probabilmente alla fine andrà a scodellare verso l'area in 4 del Vittoria in area. Allora palla per Zocco che ha spazio, nessuno esce su di lui, Zocco con il cross che diventa un tiro e sorvola la traversa, si dispera come potete vedere il numero 10 del Vittoria. Intanto iniziano anche i primi movimenti sulla panchina della Don Carlo. Intanto battuta lunga, colpo di testa da parte di Migliorisi, poi fallo di Piero Pellegrino. Dicevo poc'anzi, opportunità importante per lui, che è subentrato in corso d'opera al gruppo della Juniore sulle con classe 2006, quindi avrebbe tecnicamente l'età per giocare negli allievi. Ha anche raccolto minuti importanti e anche gol nella fase eliminazione diretta, doppietta da subentrante contro il Monreale, gol da titolare contro l'Unitas. Qui Ingrassia rischia sul raddoppio e la perde. Attenzione all'avanzata, il tocco per Brullo che va a sbattere sul muro giallo. Logerfo apre per Lovico, qui è favorevole per la Don Carlo perché Caracappa è in campo aperto. Caracappa converge, ancora Caracappa, la palla sul destro, cerca di liberare Pellegrino, fallo di mano di Migliorisi, altra punizione già battuta dalla Don Carlo, no, perché c'è il cartellino giallo per Migliorisi e bisogna dire non tutti i mali vengono per nuocere, perché la Don Carlo stava cercando di giocare ma è stata fermata e adesso ha l'opportunità di calciare da fermo un paio di metri più avanti rispetto al tentativo di prima di Lovico. Questa volta sulla palla c'è Romano, stavolta la rincorsa del playmaker della Don Carlo un po' più convincente, un po' più convinta. Sulla palla si è portato Caracappa e quindi calcia Caracappa. Ce ne sono 5 in barriera
per Francesco Romano. Caracappa e Peppe Romano sul punto di battuta, 21:20 sul cronometro. Fischia l'arbitro la battuta di Caracappa sopra la traversa, il tentativo del 10. Fin qui due ghiotte opportunità. L'opportunità, dicevo, da palla da fermo con la Don Carlo che non è riuscita a trasformare. Chissà se l'eventuale terzo tentativo sarà trasformato da Romano oppure se ci sarà un terzo tiratore diverso. Qui, a proposito di Romano, il portiere del Vittoria è costretto a metterla fuori e De Caro per la battuta del fallo laterale. Siamo a metà del primo tempo, sempre 0-0 qui a San Cataldo tra Don Carlo Misilmeri e Vittoria, semifinale del campionato regionale juniores, per chi si fosse messo in visione in ascolto soltanto ora. Qui Bonaccorso all'indietro su Chinnici che deve giocarla subito, la gioca subito, lo fa anche bene col piattone sinistro. Prova a liberarsi, tocco centrale, ha spazio per avanzare Lovico che scodella dalle parti di Pellegrino che non arriva, solo per un ottimo intervento in uscita da parte di Romano. Romano alla battuta, palla che arriva lunga dalle parti di Chinnici, da portiere a portiere senza grossi pericoli. Di Spezio, palla lunga, arriva lo Geffo caricato ancora di Vitello, la palla arriva a Caracappa. Caracappa ancora con la sterzata, pallone per i centrali, Vititello con l'intervento, poi De Caro sterza all'indietro, poi cerca di liberarsi del pallone, trova Ingrassia. Caracappa può girarsi con spazio, ancora Caracappa, prova ancora a puntare, potrebbe rifugiarsi da De Caro, invece passa. Gran giocata di Caracappa che punta ancora, questa volta su Migliorisi, il cross di Caracappa sul secondo palo dove non c'è nessuno e non può arrivare Pellegrino. Prova adesso a crescere sul piano del gioco da Don Carlo Misilmeri, che negli ultimi 6-7 minuti ha creato qualcosa in più, non tanto per le palle gol arrivate più che altro da palla da fermo. Puntata attenzione alla corsa di Barresi, Bonaccorso lo arresta sul nascere, poi Chinnici subito col sinistro in avanti, lo Geffo scavalcato dal pallone, poi Zocco con la giocata su Ingrassia, può avanzare Busacca, palla lungolina a cercare l'inserimento da parte di Brullo, Brullo in mezzo, la palla era già uscita però, ripartirà dal fondo Chinnici, corto su Enrico Di Spezio, Pesetti, Bonaccorso, Ingrassia, debutto per lui anche con i grandi nella gara contro la Parma, in cui ha debuttato anche lo stesso Pellegrino, in precedenza anche Pesetti aveva debuttato nei minuti finali contro l'Agragas. Attenzione intanto alla corsa di Colletta che va sul fondo e mette in mezzo, Romano se la sistema e lancia su Pesetti che ha spazio per controllare e per avanzare, ma sul terzino sinistro che prende il centro, spinto anche dal pubblico presente, lo potete anche sentire. Lovico propone la palla verso il centro, tocca Zocco, rimessa Don Carlo. Lovico, il cross sullo Gerfo che è fuori gioco. Sempre a proposito di juniores che hanno già debuttato in prima squadra, potrei parlare di Vincenzo Lo Gerfo che è già il secondo anno di aggregazione alla prima squadra, poi i vari
Sinovic e Caracappa, oltre a Bonaccorso, hanno ottenuto diversi gettoni, anche Romano ovviamente, diversi gettoni con la prima squadra di Mister Aronica. Silenzio! Intanto Pesetti, lo Gerfo, fermato, senza dimenticare anche Chinnici, che anche lui un gettone di presenza nella gara di andata contro la Parmaval. Qui De Caro riesce a passare su Odi nonostante la carica, ancora De Caro, palla che esce, rimessa Vittoria. La rimessa per Busacca, Di Spezio l'allontana, poi colpo di testa, Romano in qualche modo col destro, poi Ochi di testa anche lui, Bonaccorso la fa scorrere, poi la gira in avanti Di Spezio, un po' confusionario questo disimpegno, alla fine la palla sbatte su Brullo e sarà rinvio dal fondo per Chinnici. Di Spezio cerca la corsa di Pesetti, impreciso. Forza Don Carlo! C'è il fallo laterale per il Vittoria. Brullo fermato da Pesetti col fallo secondo il direttore di gara. Punizione Vittoria. Calcio di punizione per il Vittoria. La palla toccata corta su Busacca, il suo cross era tutto buono, ma c'è stato l'errore. Di Spezio era in posizione regolare, Migliorisi su questo tap-in occasionissimo dunque per il Vittoria alle soglie dello scadere della mezz'ora di gioco. Caracappa, vediamo come reagisce la Don Carlo. Bella questa palla di Caracappa per Romano, c'è l'anticipo però di Zocco e allora occhio alla ripartenza del Vittoria con Zocco, 3 contro 3 anche se corrono veloci all'indietro i giocatori della Don Carlo. Buona qui l'uscita di Spezio che ferma sul nascere Pellegrini, non riesce a controllarla in tempo. Rimessa comunque per la Don Carlo Misiani. Rimessa di De Caro, Ingrassia, controllo, poi Occhi lo ferma, colpo di testa tentato da Barresi, arriva Pesetti, lo dico. Palla fiondata a cercare la corsa di Rogerfo, ancora una volta troppo lunga. Romano che fa buona guardia. Pesetti, controllo, poi in qualche modo la tiene. Romano in avanti. Occhi. De Caro col fallo secondo l'arbitro. C'è a terra anche Brullo. Scontro fortuito di prima con Romano.
Signore che la palla Questo sono paesi montalbani. Assistente, il cappellino deve prendersi. Qui la punizione affidata a Busacca che calcia trovando la sponda di Colletta, poi Di Spezio, lancio lungo verso Pellegrino che non può controllarla, e allora fallo laterale per il Vittoria. La palla battuta lunga, colpo di testa da parte di Colletta, poi altro rinvio, spazza Caracappa, lo Geffo, lo può mettere giù. Lo Geffo affrontato da Mititelu, tutto ok secondo il direttore di gara, però Vittoria che sbaglia il disimpegno, alla fine deve correre indietro Busacca. Sbaglia però, allora fionda verso Pellegrino, posizione regolare, Pellegrino, uscita di Romano. Sembrava regolare la posizione di Piero Pellegrino, non secondo. Il secondo assistente ha alzato la bandierina. E allora rimessa per Migliorisi. La fa scorrere Barresi, ma non ci sono compagni, allora la fa scorrere anche Di Spezio per agevolare. Buon accorso. Ciolungo in Graziala deve inseguire, la mette via Busacca, poi Caracappa, De Caro, Di Spezio, avanza il centrale della Don Carlo che poi va al lancio lungo, ancora una volta però fuori misura. Mititelu porta su, va al lancio De Caro, in qualche modo beffato dal velo, dal liscio di Oki. E il servizio con la rimessa in gioco affidata a Busacca. Oki affrontato da De Caro che tocca rimessa ancora per il Vittoria. Ancora con Busacca con le mani, ovviamente questa volta dentro l'area, così è di testa in qualche modo De Caro, poi Oki, palleggio, fermato, forse commette fallo, e la palla che colpisce il palo sul tentativo di Zocco, ancora una volta palla gol gigantesca per il Vittoria. Azione in cui forse poteva starci un fischio in favore della Don Carlo sullo scontro tra Oki e Lovico. Intanto colpo di testa di Veca. Oki ha un miglior abbrivio questa volta De Caro. Vuole mettere il pallone in fallo laterale, lo fa scorrere per rimetterlo in gioco. Occhio ragazzi! Battuta lunga del capitano della Don Carlo, colpo di testa di Zocco, poi Oki, Barresi col petto la accomoda, arriva Romano a rubare, poi spazza via Busacca. Vai!
Di Spezia interviene, c'è Romano a terra, non se ne accorge nessuno. Anche Caracappa a terra, l'arbitro lascia giocare. Poi probabilmente Zocco ha messo la palla fuori a terra. Samuele Caracappa e Peppe Romano, evidentemente i due siamo anche scontrati. Giocare a portiere, non può avanzare invece gioca davanti alla Sono le cavolo. Gamba destra. Sí, pero cuando llueve no reparamos. Usune sono siciliane, Usune ne piace. Saremo che accendono anche verità. Già è diverso. Si rialza. Romano, il gol ci devi fare, vai! Tanto lo Gelfo restituisce. 7 alla fine più eventuale recupero. Anino, un po' di ghiaccio sintetico. Entra in campo Romano, tutto ok invece per Caracappa che non è stato costretto a ricorrere alle cure. Si torna 11 contro 11. Con la Don Carlo che ha la necessità di reagire dopo che il Vittoria in due circostanze è andato ad un passo dal gol, in particolare col palo colpito da Zocco un paio di minuti fa. Qui Bonaccorso, lo scontro con Barresi col fallo. Rimasto a terra Ismaele Bonaccorso. A scendere andiamo tutti. La punizione è battuta in avanti, lo Gelfo in qualche modo fa sponda, poi Pellegrino becca su di lui, non riesce a girarsi Pellegrino che poi va a contrasto anche con un avversario che forse l'ha giocato a terra, infatti l'arbitro se ne accorge da calcio di punizione alla Don Carlo Misilmeri. Fra un po' gli finisce il gas. Alla battuta proprio Romano, ultimi 5 del primo tempo in arrivo. In 6 della Don Carlo in area di rigore, Romano la mette sul secondo palo! Bonaccorso! La sblocca! Minuto 40 che si va a concludere adesso. Il gol di Ismaele Bonaccorso che va ad abbracciare la panchina, sblocca il punteggio, la Don Carlo Misilmeri. Il gol di Ismaele Bonaccorso, le ha studiate le palle inattive, lo Bue con i suoi ragazzi, c'era la possibilità di fare male proprio sulle palle da fermo, ne ha approfittato al primo vero tentativo di cross con lo stacco vincente di Bonaccorso che trova la rete importantissima, 4 dalla fine del primo tempo più recupero, e dopo aver sofferto, dopo aver anche rischiato di beccare gol, passa avanti la Don Carlo Misilmeri. Qui spazzamenti Pelu, palla lunga, spiove davanti a Chimici. Non facile per lui questo intervento.
Buon accorso, porta sul pallone, lancio lungo, lo Gerfo scavalcato, Migliorisi interviene, poi Lovico, Oki la fa scorrere, mentre è rimasto giù proprio, dovrebbe trattarsi, se ho visto bene, di Brullo, no anzi di Zocco, numero 10. Rimessa per il Vittoria, battuta da Busacca, colpo di testa da parte di Cappello, poi arriva Romano col fallo secondo l'arbitro. Qui Romano ha chiaramente anticipato Brullo, il direttore di gara fischia in favore del numero 8 del Vittoria. Occhio al calcio di punizione sulla palla Busacca con i due centrali che rimangono indietro. Attacca con 5 uomini l'area avversaria, c'è invece Zocco dall'altra parte. Busacca, tocco corto per Mititelu, doppia respinta sul suo tiro, pega la cappa, qui forse non si avvede dello spazio a disposizione. Zocco la fa scorrere, non la controlla però, sarà rimessa per la Don Carlo, ultimi 2 del primo tempo in corso. Con le mani De Caro, battuta lunga, aggancia Zocco, non facile questo controllo, poi spalla la porta a Baresi, cerca di farla passare, Zocco passa, poi buon accorso, lo chiude, viene sgambettato da terra, punizione Don Carlo, anche in difesa ovviamente il suo mestiere, bravo Ismaele Bonaccorso. Poi va anche al lancio lungo, l'anticipo secco di Mititelu, poi di testa Romano, forse spinto, lo Gerfo non riesce a giocarla, poi Migliorisi, Di Spezio, Mititelu voto, da terra, ha provato a giocarla in precario equilibrio, Pellegrino non ci è riuscito, poi Romano col break, prova a ripartire da Don Carlo che avanza, Romano fronte alla porta, cerca il tentativo da fuori, palla sul fondo. Chiede scusa ai compagni, sentiva l'occasione, non è arrivata però. Gioca subito il Vittoria, ultimi 30 secondi più eventuale recupero del primo tempo. Tesa ora per l'eventuale segnalazione del direttore di gara, anche se il gioco comunque per in qualche circostanza è rimasto fermo. Lo Gerfo, fermato da Migliorisi, non stanno riuscendo a farlo giocare di fatto. Qui ma sempre da ridire, ma che buono, la gioca la Don Carlo, buon accorso, silenzio, siamo in recupero. Romano, Di Spezio, si rintana indietro il Vittoria, Di Spezio costretto a calciare lungo, di testa Busacca, poi allontana Mititelu dalle parti di Colletta che non aggancia. silenzio, La rimessa in avanti, lo Gerfo lotta contro Veca, strappa lo Gerfo che prova ad arrivare sul fondo, ancora raddoppiato il puntero della Don Carlo che guadagna un preziosissimo fallo laterale. Allora Pesetti con le mani mentre scade il primo minuto di recupero e l'arbitro dà il cambio, sembrava che stesse fischiando la fine del primo tempo, invece no, arriva anche l'ammonizione per Pesetti.
ancora una volta gioco interrotto. Ancora un po' di discussioni sulla rimessa che è stata affidata al Vittoria. Barresi, Zocco anticipato da Ingrassia, l'ultimo tocco del numero 8 della Don Carlo. Pesetti, poi Lovico, Gerfo controlla, poi l'arbitro manda tutti negli spogliatoi sul risultato di Don Carlo 1, Vittoria 0. Decide al minuto 40 il colpo di testa vincente di Ismaele Bonaccorso su azione da palla inattiva sullo 0-0. Zocco aveva colpito un palo per il Vittoria. Noi ovviamente restiamo collegati dallo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo in attesa dell'inizio del secondo tempo. Prima però, come di consueto, alcuni contributi dai campi targati sportivi. Ovviamente l'invito a restare con noi. Buonasera a tutti e benvenuti a Geraci Siculo, Stadio Santissima Trinità. Oggi l'ultimo atto di questo campionato di promozione Girone B, Geraci contro Gorgonia Delia, Ferrara, Vigliano. Vai, la verticale per Jack Serio che adesso potrebbe anche calciare, ma la conclusione! Quella che si vede Nuovamente Ferrero gioca molto sulla fascia sinistra, palla dentro verso Velardi che prova a girarsi. Velardi! Geraci 1, Gorgonia Delia 0, la firma da parte di Claudio Velardi. Serio potrebbe anche calciare, ma la conclusione, la parata, poi il pallone resta lì. Velardi, il raddoppio del Geraci 2-0. La firma è sempre di Velardi. Allora in mezzo allontanato dalla mattina. Il contropiede che parte adesso con Serio che posizione regolare. Serio 3-0 Geraci. La firma è di Jack Serio. Gracci, calcio di punizione, ha battuto subito Gracci, palla dentro Genova, clamoroso errore da parte di Genova, per conclusione la parata da parte di Petruzzi, molto probabilmente la settimana dopo passa, tanto rimessa lunga Genova, prova a girarsi, Di Leo trova il gol del 3-1. Anzi, anche il punto di quella distanza. Matteo Antonio posizione invece questa volta va in mezzo e fa vicinissimo al 4-1 la mattina, ma era in fuori gioco. L'arbitro parte Sendin. Brigarsi di tornare in porta. Ecco scambio Buccieri, potrebbe anche calciare con la distanza. Genova carica la conclusione. Petruzzi. Qui Sacreta. Villar potrebbe anche calciare. Va vicinissimo al 4-1 Villar. Sì, Sendin. Attenzione l'errore di Sendin. Serio! La parata da parte di Sendin che rimedia all'errore. Di Speranza che viene ribattuta. Poi lo scambio con Vigliare, pallone in mezzo. Velardi! Quindi palo il destro da parte di Claudio Velardi di salvo. Gracci. Giocata Gracci, poi il pallone che passa, conclusione! Se ci fosse stata la goal line technology che avrebbe indicato la posizione della palla, il pallone proprio di Serio, salta Serio! 4-1
1 Geraci. Capisce tutto. Qui Herrera che manda il pallone in profondità, ma non rientra Geraci. Dagli 11 metri. Fischia l'arbitro, parte Mallone. Sendin, Geraci che allunga 5-1. 85, 84 è di Sandro, 85 esperienza, parte Gracci, però recupera la palla, Cicero, no Cicero, Delia, tutto regolare, ansiosi di festeggiare, l'ultima partita campionato dello squadra e finisce qua, finisce con 6-1 Geraci Cordonia Delia. È una partita si commenta da sola, altalena di emozioni che sembravano non finire mai, e questo è il bello del calcio. Naturalmente abbiamo, come dire, imbattato bene la gara, poi abbiamo regalato qualcosa a una squadra a cui non bisogna regalare nulla. Io penso che poi alla fine i ragazzi, il gruppo ci hanno creduto, abbiamo conquistato quello che insomma, meritatamente ci siamo portati dal campo, quindi fare un plauso a tutti i 22, anche a loro, al Camarat, perché sinceramente abbiamo dato vita a una partita molto spettacolare, quindi il pubblico presente si è divertito e questo è quello che conta. Lì sul 3-2 naturalmente le cose si mettono psicologicamente, è una batosta dalla quale risollevarsi non è facile, quindi fino alla fine ci abbiamo creduto, poi lì siamo stati sul pezzo nelle occasioni che ci sono capitate, poi sul finire abbiamo preso anche una traversa, la porta sembrava stregata, il portiere aveva fatto degli interventi importanti, quindi ripeto, poi alla fine i ragazzi ci hanno creduto e la cosa che importa è che abbiamo, come dire, abbiamo risposto bene a tutte le sollecitazioni che ci sono arrivate da tutte le parti, perché ripeto, poi abbiamo condotto un campionato sempre, come dire, secondo me col piglio giusto, la protagonista, quella questione dei 3 punti che poi ci è stata ridata sul finire ha dato, come dire, un certo peso alla nostra classifica, che poi ci ha portato a giocare questa partita qua, che abbiamo incontrato una squadra, ripeto, che secondo me è tra le migliori in assoluto del campionato, e quindi averla, come dire, superata con questo punteggio, diciamo così, epico, perché bisogna dire l'altalena di emozioni con un'Italia-Germania, ecco. Ci è mancato dall'8 gennaio, che è mancato da cambi di calcio, della partita del Fulgatore, quindi della prima di ritorno, ed è un giocatore per noi importante che in questa situazione ci ha potuto dare un peso specifico particolare, quindi siamo contenti, siamo felici che abbiamo ritrovato un po' di giocatori, perché fondamentalmente ci stiamo ricombattendo anche dal punto di vista numerico, quindi ci siamo e adesso pensiamo alla prossima. E così come questa sarà un'altra partita dal fascino particolare, naturalmente ci prepareremo, quindi avremo un po' di tempo a disposizione per poterci pensare. Questa sera ci godiamo questo passaggio, poi al San Vito ci penseremo successivamente. Stanchi, innanzitutto stanchi. Niente, sapevamo che era una partita molto ma molto difficile, vanno i meriti anche il Camarata che è una grandissima squadra. Ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo l'anima, non serviva prepararla sotto il punto di vista tecnico, tattico, serviva solo metterci il cuore, metterci l'anima, l'abbiamo messo e ce l'abbiamo fatta. Adesso basta, questa partita la archiviamo subito, pensiamo subito alla prossima. Se mi avessero detto non segni ma passate il turno, ci avrei messo la firma col sangue, quindi va bene così, un merito ai miei compagni e a tutti noi.
Torniamo collegati dallo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo, secondo tempo della sfida tra Don Carlo Misilmeri e Vittoria, semifinale del campionato regionale juniores. Ricordo che i primi 45 minuti si sono conclusi sul punteggio di 1-0 in favore della squadra guidata da Giampaolo Lobue, in gol al minuto 40 con Ismaele Bonaccorso a segno su calcio di punizione, colpo di testa ben assestato, il secondo palo a battere Romano, cosa che sta per iniziare con i due assistenti che stanno di questo controllando le reti. Non ci sono cambi da una parte e dall'altra, occhi soprattutto su Giuseppe Romano, che ha concluso la prima frazione non in perfette condizioni fisiche. In ogni caso da valutare i primi minuti di questo secondo tempo, che inizia con il Vittoria in possesso di palla, Vittoria che rimette in gioco il pallone. Inizia il secondo tempo di Don Carlo Misilmeri Vittoria con il colpo di testa di Lovico a mettere fuori. Inizia subito forte la squadra in maglia viola, qui forse c'è un fallo su Pesetti, l'arbitro lascia giocare, allora c'è il cross di Veca ribattuto da Romano, Pellegrino prova a liberarsi, a metterla fuori, allontana anche Lovico, rimane a terra anche lui, poi l'arbitro ferma il gioco, a terra Pesetti col colpo alla testa, l'arbitro ha lasciato giocare per qualche secondo di troppo. Approfitto per andare a rimescolare e a rileggere le formazioni in campo, partendo dalla Don Carlo Misilmeri, che si schiera con Chinnici in porta, in difesa da destra a sinistra De Caro, Bonaccorso, Di Spezio e Pesetti, a centrocampo Romano con Lovico e Ingrassia, poi Caracappa, sostegno degli due attaccanti Pellegrino e Lo Gerfo. Dall'altra parte il Vittoria, che si schiera con Romano in porta, in difesa Veca, a destra Busacca, a sinistra i centrali sono Migliorisi e Mititelu, centrocampo con Cappello, Brullo, davanti la difesa Zocco sulla tre quarti, Ochi e Colletta sulle fasce, in avanti la punta centrale è Barresi. Tanto da valutare le condizioni ancora di Pesetti, approfittiamo per leggere le due panchine con Don Carlo che porta con sé Scattareggia, Virzì, Alessandro Alcamo, Gaspare Alcamo, D'Agostino, Tarantino, Mannoia e Colline. Dall'altra parte in panchina Denina, Pollara, Pirillo, Giudice, Alessandro Busacca, Interligi, Ali, Ventura e Di Caro. Pallone che verrà scodellato con il tentativo subito del Vittoria, che viene arrestato, poi non riesce a uscire Romano, allora palla scodellata verso il centro dell'area di rigore con De Caro che anticipa Ochi, spalle alla porta il capitano della Don Carlo che prova a girarsi, arbitro fischia contro Ochi, calcio di punizione, rientra Pesetti. Testa Ingrassia, poi servizio per la corsa di Veca, credito subito da Pellegrino, costretto a ricominciare indietro da Brullo. Brullo prova a girarsi, Caracappa lo pressa, poi Mititelu, Migliorisi, indietro al portiere Romano, Mititelu, Cappello, Migliorisi, pallone di ritorno, poi Zocco allarga dalle parti di Busacca, bravo con la diagonale De Caro, poi ancora una volta a deviare, nuovamente De Caro, esce palla al piede, spinge la Don Carlo, De Caro resiste anche alla trattenuta di Cappello, prova a servire Lo Gerfo dall'altra parte, sovrappone Ingrassia, Lo Gerfo avanza, guarda la porta, se la sistema, calcia col sinistro, colpisce in pieno Mititelu, poi Caracappa, scavalcato dal pallone, riesce comunque a colpire di testa su Ingrassia. Spalla alla porta Ingrassia, il tocco di Busacca, l'ultimo tocco però è del numero 8 della Don Carlo, e allora la rimessa battuta però con qualche metro rubacchiato, sarebbe cambio, l'arbitro Grazia, il numero 3 del Vittoria.
può andare alla battuta. Colpo di testa di Occhi, poi arriva per primo Lovico che colpisce male Mititelu, avanza, viene fermato col fallo. La battuta andrà Busacca che va a lancio lungo, buon accorso di testa. Lovico porta sul pallone, si muove tra le linee Pellegrino, la palla è per lo Gelfo, un po' più complicata, infatti c'è la palla persa per la Don Carlo che non sta gestendo bene i palloni. Tanto problema per l'arbitro. Non la toccate! Problema per l'arbitro. Questo ci è sempre. Problema alla piede destro, almeno si stava toccando, stava provando a toccarsi il piede destro prima di andare giù. Adesso si rialza il direttore di gara, assistito da entrambe le panchine, ne approfittano per dissetarsi e anche per darsi qualche indicazione ai giocatori in campo. Quando è così normalmente un assistente dovrebbe sostituirlo, però lui deve essere in grado di fare l'assistente. Se non è in grado di fare l'assistente, In piedi, prova a muovere il piede destro, ovviamente chi commenta la partita sta provando anche a dare degli aggiornamenti, ma non è semplice anche capire un po' la situazione. Si rialza, c'è applaudito dal presente al Mazzola. Pallone che verrà spodellato in favore. Dunque gioco fermo circa un minuto e mezzo. Tanto dopo la fine del primo tempo a Mascalucia Iran Siracusa Belvedere e Messana sono sullo 0-0. Naturalmente il mio impegno è anche quello di provare nei limiti del possibile anche ad aggiornarvi su quello che sta accadendo a Mascalucia. Intanto fa scorrere Bonaccorso, palla in fallo di fondo per Matteo Chinnici, sta preparando le prime due mosse la panchina del Vittoria, con Di Spezio costretto a spazzarla via di testa Lovico, poi lo Gelfo non riesce a giocarla e poi c'è un fischio in favore di Lovico. Secondo tempo che è iniziato da un paio di minuti a Mascalucia, è iniziato invece da 7 minuti e 50 secondi qua al Valentino Mazzola, con Pesetti spinto, fischia in suo favore, fallo di Colletta. E c'è Romano sul punto di battuta. Quasi tutto il Vittoria nella sua area di rigore, il fischio dell'arbitro, la battuta di Romano, la palla che rimane lì e poi allontanata in calcio d'angolo. La battuta da corner adesso per la Don Carlo, che è andata ad un passo dal raddoppio, non è arrivata alla conclusione ma si è creata
Un po' di confusione proprio davanti alla porta di Romano. Eccolo invece Peppe Romano a battere dalla bandierina. La palla dentro! Il gol olimpico! Peppe Romano! L'ha fatto brutto Peppe Romano! Il 2-0 della Don Carlo! Prodezza totale di Romano, 2-0 per la Don Carlo Misilmeri. Direttamente da calcio d'angolo alla Recoba per i più nostalgici, Peppe Romano. Clamoroso giocatore, clamorosa giocata. Sembrava la classica battuta sul primo palo velenosa e insidiosa per portiere e difensori. Si è trasformato in un gol olimpico direttamente da corner. Don Carlo sul 2-0 e che adesso può anche provare a gestire, mentre qui ha cerchiato lo Gerfo. Rimessa vittoria, 10 minuti e mezzo e Peppe Romano l'ha fatto di nuovo brutto come contro il Monreale. Il gol del 2-0. Occhi prova ad attaccare sulla sinistra, lo attende De Caro che lo ferma. De Caro prova a tenerlo, scarica sul Romano che dribbla il numero 7 avversario su una monetina da 1 centesimo. Ingrassia, palla rischiosa, De Caro la recupera, viene aggredito senza fallo, poi spazza via la difesa in maglia gialla. Lo Gerfo aggredito da Mititelu, poi l'arbitro fischia il contatto proprio ai danni di Vincenzo Lo Gerfo. Punizione Don Carlo. Già pronti da un paio di minuti i primi 2 cambi per il Vittoria. Peppe Romano alla battuta della punizione, sventaglia sullo Gerfo che fa sponda che però rimane sul piede del numero 11 in maglia gialla. Occhio alla corsa di Occhi che può provare ad attaccare Bonaccorso. Arriva De Caro, pallone sulla piede di Barresi, fermato da Di Spezio, calcio d'angolo. Altro ottimo intervento, altra ottima giocata difensiva della squadra di Mister Lobue. Che adesso si difende su questo tentativo dalla bandierina. Intanto arrivano i cambi. C'è l'uscita dal campo di Brullo, l'ingresso di Ventura con la maglia numero 20, pronto anche Di Caro con la maglia numero 17 ed esce Colletta. E quindi doppio cambio per il Vittoria al 13° minuto che sta per scadere. Subito vanno a presidiare gli ultimi metri di campo per questo calcio d'angolo battuto da Busacca. Tutta la Don Carlo nella sua area di rigore, in 7 del Vittoria a saltare. Pallone sul primo palo, decisamente meno bello della battuta di Romano di poc'anzi. Ancora peggio fa Zocco con questo tiro che va sopra la traversa. Bonaccorso, battuta lunga, cercato Lo Gerfo che riesce a far sponda su Ingrassia, chiuso, poi ancora Lo Gerfo a toccare, allontana Zocco, interviene sul pallone Ventura, poi liscio di Veca
costretto a tornare indietro il Vittoria. Lungo Francesco Romano con la palla colpita poi da Romano. Veca, poi porta a spasso il pallone Cappello, servizio per Ventura. Ancora Veca che sovrappone, Pesetti con rilancio addosso all'altro terzino in campo, rimessa per la Don Carlo. De Caro, cercato ancora lo Gelfo, circondato da maglie viola, poi Pellegrino, calcio più lontano che può, Romano non la fa uscire, la vuole giocare subito. La battuta del portiere del Vittoria, ben oltre il centrocampo dove c'è solo Di Spezio che colpisce. Lo Gelfo prova a farla scorrere, in qualche modo la porta su, fermato da Mititelu, poi Ingrassia sulla corsa di Caracappa, fuori gioco di Samuele Caracappa. Per il momento solo un paio di giocatori che si scaldano per la Don Carlo. Don Carlo che, ricordo, tornerà in campo anche con la prima squadra nel weekend, lungo intenso weekend che per l'eccellenza è dedicato ai playoff e ai playout. Don Carlo che gioca a Favara contro la Pro Favara, solo un risultato per gli uomini di Aronica che hanno conquistato al photo finish l'accesso alla post-season in un vero e proprio mini campionato che, a differenza degli altri anni, non vedrà scontrarsi le siciliane subito. Qui intanto la finta di corpo di Zocco, fermato, e poi pallone troppo lungo di Lovico per Ingrassia, forse anche un po' di fiato corto per il numero 7 che mancava in partita almeno dal primo minuto da un mese, avendo saltato la gara col Monreale per infortunio, essendo partito dalla panchina contro l'Unitas. Batte lungo Busacca, colpo di testa di Romano, poi lo Gelfo la mette giù, pressato proprio dal capitano del Vittoria che gli sradica la palla dai piedi. Avanza Zocco, corre Barresi, però troppo lontano dall'area per poter essere pericoloso. Ventura gira attorno al pallone, serve Vecchio, sovrapposto quasi da mezzala, palla in profondità, il controllo, ora è fuori gioco di Caro che calcia, trova l'area spinta ma tutto inutile. Riparte Ismaele Bonaccorso, Di Spezio, ancora per l'autore del gol dell'1-0, minuto 40. De Caro, stoppato da Zocco, fallo laterale sulla squadra di Locuo. Rimessa proprio per De Caro. Lo Gelfo prova a lottare per altro colpo di testa di Zocco, sponda di Occhi, interviene Romano a dar fastidio, ancora lo Gelfo che prova a combattere, Zocco spalla alla porta, Romano lo chiude, poi ancora Romano, rimessa però. Buon accorso di testa, Romano prova a palleggiare, raddoppiato, forse anche con un fallo. Caracappa, poi lo Gelfo, lo aspetta lì migliorissimo, lo spazza per lo Gelfo, Caracappa in area, l'arbitro fischia e cartellino giallo per simulazione per Samuele Caracappa che rimane a terra, forse anche per evitare il provvedimento che però arriva. Intanto ha sbloccato la partita il Real Siracusa Belvedere al minuto 49, gol di Cannarella, quindi avanti la squadra aretusea sul Messana nell'altra semifinale. Ricordo che le due squadre si affronteranno, le due vincenti delle semifinali, mercoledì prossimo, il 3 maggio, scusate,
ovviamente campo neutro da stabilire anche in base a chi arriverà in finale. Questa volta è fallo su Lovico, punizione, 19 minuti, inizia a correre più velocemente il tempo per la Don Carlo mentre prepara la terza mossa la panchina del Vittoria. E occhio alla rincorsa di Romano, mentre sale solo Buonaccorso, restano indietro gli altri 3 difensori. Sta per entrare Alessandro Busacca, ma prima la punizione di Romano, tesa e fiondata, blocca Romano Francesco senza grossi problemi. Invia il portiere del Vittoria dalle parti di Ventura, copre qui Lovico che gli mette il pallone fuori. Rimessa, ma prima il cambio con l'ingresso di Alessandro Busacca, maglia numero 16. Vediamo chi esce. Esce Migliorisi. Si affievoliscono. Si affievoliscono. Anzi, numero 18 che entra in campo, quindi Interligi, non il numero 16. Becca con le mani. Caracappa può addirittura controllare e rilanciare l'azione. Lancio sulla corsa di Pellegrino che è più veloce di Mititelu. Si mette davanti Mititelu, ma Pellegrino recupera. Pellegrino palo! E poi salva la difesa del Vittoria ad un passo dal tris la Don Carlo. Qui Caracappa al recupero, palla messa fuori, Don Carlo vicinissimo. Solo il palo, ha negato il gol per la terza gara consecutiva a Piero Pellegrino. Tanto sta preparando la prima mossa mister Lobue, siamo quasi a metà del secondo tempo, 21:30. Non controlla bene Lovico. Carlo che ricordo si è presentata, intanto fallo in favore di Romano, si è presentata con tante assenze alla squadra di mister Lobu a questa gara, influenza persino, problema alla caviglia sinistra per Virzì, fuori anche Bonanno che è un altro rincalzo a centrocampo, fuori anche Samuel Morello, altro elemento di backup in mediana, quindi centrocampo praticamente reinventato e ricorso alle 2 punte eccezionalmente per oggi con Pellegrino e Logerfo insieme. Calcio di punizione, Romano questa volta mette in mezzo, anticipato Buonaccorso, palla in calcio d'angolo. Va Caracappa questa volta, sempre con l'effetto a rientrare. Difende con 6 elementi la propria area il Vittoria, quasi lo stesso numero dei giocatori della Don Carlo in area o nei paraggi. Caracappa in mezzo, Buonaccorso, per poco non arriva la doppietta, per poco non arriva il 3-0 ancora per la Don Carlo. Ha già ripreso il gioco il Vittoria con Roberto Busacca, intercetta Romano che sta giganteggiando in questo secondo tempo. Caracappa prova a passare, esteso da Zocco, punizione. E gol del 2-0 che ha steso, almeno a livello psicologico, il Vittoria, che poteva pensare, poteva sperare di essere ancora pienamente in partita. Il gol di Romano, per come è arrivato e per il momento in cui è arrivato, ha dato una grossa botta a livello psicologico alla squadra in maglia bianca e viola. E qui occhio a Romano, perché ha già dimostrato che a livello balistico può fare quello che vuole con quel sinistro.
sempre i soliti 6 a saltare. Romano primo palo, mette fuori Roberto Busacca, altro giro in bandierina, la stessa bandierina da cui un quarto d'ora fa Romano ha battuto verso la porta. Questa volta scambia con Caracappa, cross sul secondo, colpo di testa a mettere fuori, poi al volo Lovico per non rischiare, palla che finisce direttamente fuori. È giallo intanto per Veca. C'è il cambio per la Don Carlo, l'uscita di Piero Pellegrino, l'ingresso in campo di D'Agostino. Minuti importanti per lui, gli ultimi 20 più recupero di questa partita. Gioca corto Francesco Romano mentre arriva anche qui il sole. Caracappa con recupero falloso ai danni di Zocco. Alto Caracappa che al pari di Pesetti ha un giallo che gli grava sulle spalle, quindi non è da escludere che gli venga risparmiato qualche minuto. Qui Romano ancora col dribbling, imbarazzante la superiorità tecnica e psicologica su questa partita di Peppe Romano, che va ancora a recuperare. Lovico, rimbalzo non facile da leggere per lui, poi Lovico affrontato, non riesce a giocarla da terra. Pesetti con la scivolata e guadagna anche fallo laterale Pesetti. Romano lungo con le mani, cerca lo Gerfo, trova il colpo di testa di Mititelu, poi Lovico su Zocco, infine Caracappa, in avanti su D'Agostino, prima palla della sua partita, D'Agostino contro Veca, che prova a spingerlo un po' da dietro, prova a passare D'Agostino, ci riesce, anzi no, perché è bravo Veca a recuperare. Pesetti, Caracappa, Lovico col tunnel, e poi Barresi, senza fallo, corretta qui la chiamata arbitrale. Barresi, Vicaro col tacco, Ochi fermato da Di Spezio, grande intervento qui di Di Spezio. Lo Gerfo per Lovico, si sgancia D'Agostino, la palla arriva a lui in qualche modo. D'Agostino prova a puntare, la perde. Poi c'è un giocatore del Vittoria a terra, richiamata subito l'attenzione della panchina. Crampi, quel gioco che si arresta. Poco più di 17 minuti da giocare. Ricordo che ancora 2 cambi il Vittoria, ne ha 4 la Don Carlo Misilmeri. Tanto si rialza Mititelu, accompagnato fuori come da regolamento. Tanto sempre 1-0 per il Real Siracusa Belvedere contro il Messana nell'altra semifinale che si sta giocando a Mascalucia. Vedremo ovviamente da qui alla fine come cambierà, come si evolveranno le due partite, sia quella di San Cataldo sia quella di Mascalucia. Intanto torniamo in cronaca perché ha ripreso il gioco in 10 momentaneamente il Vittoria, e tra l'altro senza l'altro centrale. Intanto c'è il cartellino rosso, espulsione per Ochi, che
qui continua a protestare in maniera vibrante col direttore di gara. E partita che diventa sempre più complicata per il Vittoria, che a 16 dalla fine, già sotto di 2 gol e sotto anche di un uomo, rosso per Oki. Direttore di gara che attende. L'uscita dal campo di Oki, intanto il direttore di gara fischia la ripresa del gioco. Caracappa prova a girarsi, viene circondato, poi evita l'avversario. Ancora Caracappa affrontato con la scivolata fallosa. A terra ancora Samuele Caracappa. Arriva il ghiaccio per il numero 10 della Don Carlo. Tanto prepara un altro cambio, questa volta sì, con Alessandro Busacca, la maglia numero 16. Il Vittoria, quarto cambio, cambia qualcosa anche la Don Carlo. Gaspare Alcamo, maglia numero 17, che è pronto ad entrare. Dovrebbero arrivare adesso i cambi. Esce Cappello per fare posto ad Alessandro Busacca. Vedremo se sarà Caracappa a lasciare il posto. Sì, esce Caracappa per fare posto a Gaspare Alcamo. Prima presenza per lui in questa fase eliminazione diretta. Lui che è andato in panchina in entrambi i casi, anzi in realtà col Monreale non era neanche in panchina, richiamato anche per via delle tante defezioni in mezzo al campo già elencate qualche minuto fa. Tanto punizione sulla palla sempre Romano. Pallone in mezzo, Francesco Romano la blocca. Naturalmente c'è sempre un piccolo campanello d'allarme che suona per certi giocatori, sia in ottica eventuale finale, sia ovviamente anche per gli impegni della prima squadra. Intanto Pesetti corre, Pesetti mette in mezzo, palla che arriva direttamente tra le braccia di Francesco Romano. Ultimi 12 minuti, si riparte dal fondo perché la palla è uscita. Palla già giocata in avanti con Roberto Busacca, tocco per Alessandro Busacca. Tocco, fiondata in avanti di testa Bonaccorso, poi Romano la gira perché sa che c'è spazio per lo Gerfo. Lovico avanza, pressato da Interligi, che lo così torna indietro da Pesetti, non ha fretta ovviamente la Don Carlo, che però lancia in avanti subito. Lo Gerfo, Lovico, Gerfo,
D'Agostino col tunnel su Vega, ancora D'Agostino fermato, poi Lovico ancora cerca di passare, viene fermato, ancora D'Agostino a pressare, a mettere fuori. 11 più recupero alla fine, con Vega che va con le mani per il Vittoria. Romano controlla e calcia male, chiede scusa. Zocco fionda dalle parti di Vega, che però non può arrivare. La sensazione è che la partita sia in una fase un po' di stanca, complice anche la situazione di minuto e punteggio e anche di inferiorità numerica per il Vittoria. C'è la rimessa per Vega, calcia Lovico addosso a Interligi, poi pallone in avanti. E senti, ma ha fatto un tamatino, io popolo! Besetti chiamato a più saggi consigli, mancano 9 minuti e mezzo per recupero. Besetti è già gravato di ammonizione e c'è un'altra rimessa per la Don Carlo. Un quarto d'ora alla fine a Mascalucia invece sempre 1-0 per il Real Siracusa Belvedere. D'Agostino fermato da Mititelu, poi Pesetti di testa male. Alessandro Busacca per Zocco, lancio lungo e colpisce in pieno Alcamo. Roberto Busacca può avanzare, lo insegue lo Gerfo, palla lunga, buon accorso per scortare l'uscita di Chinnici. Mai impegnato il portiere della Don Carlo, che se l'è vista brutta in occasione del palo colpito da Zocco sullo 0-0, quella che è stata l'ultima fiammata della partita del Vittoria sul piano offensivo. Qui Lovico con energia ingrassia lo Gerfo in area, prova a liberarsi lo Gerfo contro Mititelu, in due su di lui. Deve recuperare palla Alessandro Busacca e alla fine contatto di Zocco su Alcamo, giallo per Zocco. Sale Bonaccorso, evidentemente non è sazio l'autore del gol dell'1-0. Tanto c'è un cambio nel Vittoria. Esce Mititelu, entra Pirillo, maglia numero 14 per lui. La punizione sulla palla Lovico e Romano. Batte Lovico, colpisce in pieno la barriera, poi spazza via Roberto Busacca. De Caro si gira e guadagna palla. Pesetti, il lancio verso lo Gerfo che fa la sponda, il tiro e il 3-0 con D'Agostino della Don Carlo Misilmeri, che pone il sigillo finale, la parola fine
su questa semifinale col gol di D'Agostino. Azione congegnata perfettamente dalla Don Carlo Misilmeri. Bravo D'Agostino a farsi trovare pronto sulla sponda di Lo Gerfo e a realizzare il gol che fa scorrere i titoli di coda su questa partita, avanti di 3 gol e di un uomo, la squadra di Lobue che vede la finale. Tanto ancora nessun aggiornamento da Mascalucia, sempre 1-0 per i Real Siracusa Belvedere contro il Messana. Tanto cambio per la Don Carlo, esce Pesetti ed entra Mannoia. Punizione per la Don Carlo, ormai inizia anche il countdown verso la fine di questa partita. Il Grassia che adesso passa a fare il terzino con De Caro che si è spostato sull'altra fascia. Eccolo De Caro, battuta in avanti, palla che scavalca ancora dalle parti di D'Agostino e questa volta desiste dall'inseguimento della sfera. Qui la palla che finisce in fallo laterale. Palla rinviata, poi messa direttamente fuori da Pirillo. Torna agli sgoccioli col Vittoria che recupera palla con Becca, lancio lungo, fa scorrere Ingrassia sull'attacco da parte di Di Caro che guadagna fallo laterale. Sembrava che il numero 8 della Don Carlo l'avesse calciata addosso al suo avversario. Qui intanto spalle alla porta, non riesce a gestire il pallone Ventura. Chinnici rischia e la gioca però bene su Alcam, poi Di Spezio. De Caro può avanzare, sterza. Cambio gioco dalle parti di Lo Gerfo che prova a giocarla su Romano. Il controllo di Romano, si è buttato nello spazio ancora D'Agostino. Romano con Bergio questa volta viene fermato. Tutto malissimo Romano, sembrava avvitarsi a terra dal dolore, fiato sospeso, ma alla fine niente di grave. Zocco, scusate per una piccola sfocatura, ma il fascio di sole proprio all'altezza del centrocampo non aiuta. Sole che sta scendendo proprio adesso davanti ai nostri occhi. Qui intanto l'ottima chiusura da parte di Di Spezio. Attenzione però ancora al tentativo dalla distanza per Chinnici. Sul tentativo da parte di Interligi c'è gloria anche per Matteo Chinnici. Battuta lunga ancora, che finisce direttamente alle parti di Romano che la può bloccare e la mette subito
la disponibilità dei compagni di squadra. Ora Veca, altra battuta lunga, l'inserimento di Ventura, Chinnici col piede non perfetto, poi con la scivolata il giallo. Cartellino giallo per Chinnici, cartellino giallo per, credo, per Roberto Busacca, forse per proteste. Ma qui Chinnici ha rischiato enormemente, anche perché Don Carlo, che non ha portieri in panchina, è vero che per un'eventuale finale potrebbe contare su Simone Marino, che è un classe 2004, ci rientra perfettamente. Però lasciare in panchina, o meglio, lasciare la porta sguarnita per il recupero non sarebbe stata una grande idea. Tanto prepara un cambio, anzi ne prepara due di cambi la Don Carlo. Preannuncio che non li inquadrerò proprio perché il fascio di sole davanti non consentirebbe l'inquadratura. Tanto occhio alla punizione con Zocco che prende la rincorsa, blocca Chinnici senza problemi. Guarda Chinnici, fionda dalle parti di Lo Gerfo. La tiene Lo Gerfo. Fermato, e allora cambi. Esce Romano. Applaudito dal pubblico. Altra prova maiuscola, altro gol spaventoso. Niente secondo cambio, almeno per il momento. Entra Tarantino al posto di Romano. Qui Zocco, uno dei pochi a non mollare in casa vittoria. Intanto la palla esce, sarà rinviato al fondo. Siamo già 1 minuto e 20 secondi oltre il 90esimo. Si avvicina sempre di più, anche se ormai è fatta per questa finale. Chinnici che va a lungo, colpo di testa in avanti, spazza via Alcamo direttamente dalle parti di Francesco Romano. C'è un fallo laterale intanto per la Don Carlo, scade anche il secondo minuto di recupero. Partita ormai virtualmente conclusa. Lo Gerfo controlla, la tiene in campo, poi Ventura gliela porta via. Però calcio dove c'è solo maglie gialle, in particolare quella di Ismaele Bonaccorso, che spazza, controlla Tarantino, fermato. C'è il cambio ancora per la Don Carlo, esce Lo Gerfo ed entra Scattareggia, qualche minuto anche per lui. Ormai prossimi al triplice fischio. La rimessa di Roberto Busacca. La palla che rimane lì, altro fallo laterale. Tanto cerca di attaccare senza successo il Vittoria. Intanto c'è stato il pareggio del Messana, minuto 81, il gol di Barbera. Tra l'altro Messana che 2 minuti prima aveva fallito un calcio di rigore. Intanto è stato espulso il tecnico del Vittoria, non inquadrato. È ridicolo sul giovane.
Battuta lunga, servizio per la conclusione di Ventura direttamente fuori, 4,5 oltre il 90°. Altra battuta in avanti, colpo di testa, buon accorso. Rilancio intercettato di Ingrassia, prova a tenerla in campo senza successo. Gira palla da Don Carlo. Lovico. Di Spezio. De Caro. Di Spezio. Ancora De Caro. Lovico alla Verdagostino, da esterno verso Mannoia, anticipato, poi la ritrova Mannoia. Mannoia con il cross, ma era in fuorigioco Mannoia. Ma per l'arbitro basta così! Ha vinto la Don Carlo, che in finale nel campionato regionale juniores 3-0 netto e senza discussioni contro il Vittoria. Partita sbloccata al 40° del primo tempo dal colpo di testa vincente di buon accorso degli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel secondo tempo il gol straordinario direttamente da calcio d'angolo di Peppe Romano, e poi il sigillo finale messo da D'Agostino. Finale per la Don Carlo Misilmeri contro la vincente tra Real Siracusa Belvedere e Messana, che stanno ancora giocando, sono in situazione di parità sul risultato di 1-1. Naturalmente eventuali aggiornamenti tra qualche minuto, quando sarà ufficiale il nome della squadra che affronterà la Don Carlo Misilmeri mercoledì prossimo, per un posto in finale, per un posto da campioni regionali di categoria. Ringrazio voi che ci avete seguito e siete stati ancora una volta tantissimi. Ribadisco il finale da Giovanni Mazzola, al Valentino Mazzola di San Cataldo. Don Carlo Misilmeri 3, Vittoria 0. Don Carlo Misilmeri in finale. Grazie per aver